Quinta corsa, 3 anni non vincitori di 18.000 euro in carriera. Sono in 9 al via, 1 Colmi Cup, Riccardo Pezzatini, 2 Chanel Trio, Marco Stefani, 3 Capovento Pax, Daniele Cuglini, 4 Crisper, Alessandro Muretti, 5 Centuria S, Roberto Vecchione, 6 Cambogia, Alessandro Gocciadoro. Seconda fila, 7 Creso Risaia, TRGF, Francesco Facci, 8 Carosio Light, Francesco Pettinari, 9 Cluni dei Greppi, Antonio Greppi. Tutta rete la prima fila. Rompe Chanel Trio. Rompe anche Centuria S, Crisper che prende il comando numero davanti 5, a Capovento Pax. Centuria S squalificato. Poi Cluni dei numero Greppi, partita 2 bene Chanel Trio squalificato. dalla seconda fila davanti a Colmi Cup, poi Cambogia che si è sistemata quinta alla corda, 15,4 intanto i primi 200 metri per il Sauro di Alessandro Muretti che conduce davanti a Capovento Pax, poi Cluni dei Greppi. In quarta posizione lungo la corda è il numero 1 di Colmi K a precedere Cambogia, mentre all'esterno prova l'avanzata il numero 8 di Carosio Light con Francesco Pettinari che gradatamente arriva ai fianchi di Capovento Pax. Intanto Crisper arriva ai 600 passati in 46,3. Siamo al passaggio davanti alle tribune, Crisper, poi la pariglia Capovento Pax, Carosio Light, Cluni dei Greppi, al largo anche Creso Risaia, TRGF, ma il ritmo è veloce, ancora un 14,6 qui davanti alle tribune, 1,009 il primo giro da parte del figlio di Napoleon Bar che conduce fin dal via, Carosio Light Industria al largo, poi Capovento Pax che tiene il ritmo mentre un po' più indietro è Cluni dei Greppi, ancora 14,7 la curva, chilometro in 1,15,6, siamo sulla retta di Lacor, Crisper che allunga ancora, sempre coraggioso all'esterno, Carosio Light, poi Capovento Pax, seconda la corda davanti a Cluni dei Greppi, mentre rompe Cambogia che provava ad avanzare, retta di là passata 6 Cambogia in 14,6, siamo sull'ultima curva, sempre in vantaggio Crisper, Capovento Pax che aspetta l'open stretch, o forse potrebbe avere anche l'opzione di scattare a destra perché Carosio Light ha mollato un po' la presa, ultima curva passata in 15,8, retta d'arrivo, allunga Crisper, ci prova Capovento Pax, ultimi 100 metri ma Crisper è ancora in vantaggio ed è Crisper che viene a vincere su Capovento Pax, mentre per il terzo a centroprista Cluni dei Greppi batte Carosio Light, 1,15,4 la media al chilometro, 15 la retta d'arrivo, la terza vittoria in carriera per Crisper, questo Sauro da Napoleon Bar e Melatina Lung, il training di Gennaro Casillo, la guida di Alessandro Muretti per la scuderia Vaporino.